Siamo con Andrea al ristorante Alburgo e adesso lui ci spiegherà come si pulisce il pesce, perché tutti quanti abbiamo sempre il dubbio. Siamo a Castellammare e vi stiamo raccontando un po' come funziona la filiera del mare, il rapporto stretto fra chi produce, chi raccoglie il mare, il pesce in mare e chi lo trasforma, lo cucina e produce. E Allora, innanzitutto noi siamo, nel nostro porticciolo siamo ricchi di pesce azzurro, come la nostra sarda, lo sgombro, tonno. Allora, molti si chiedono se sia difficile o semplice sfilettare, portare a un filetto o una sarda. Il procedimento è molto semplice. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere sotto acqua corrente e privare con il dito delle squame. Sembra che non ci sono, ma se andate a vedere, perfetto, che nel palato non è tanto gradevole. Allora, dal momento che poi noi facciamo questo procedimento che togliamo le squame del pesce, proprio stacchiamo la testa, facciamo un movimento rotatorio e tiriamo verso il basso e già si toglie la testa e una parte della parte interna dove ci sono le viscere del pesce e poi con il dito dobbiamo seguire la spina dorsale del pesce e iniziamo a fare questo movimento fino al raggiungimento della coda. Arrivata alla coda, continuiamo a pressare e noi vediamo proprio la lisca del pesce. Incaviamo con i diti e iniziamo a fare lo stesso procedimento però al contrario e andiamo a togliere la lisca centrale. Poi dipende da uno cosa vuole fare, se vuole tenere un fattore estetico si lascia la coda, altrimenti si tira tutto e si toglie tutto. Se uno vuole fare una cosa estetica si spezza. Mi raccomando togliere la parte nera, che questa è la parte più amara del pesce. Va tolta, ci sono anche molte spine. la parte dell'intestino, no? Sì. E si ha il filetto pulito.